Prestigioso riconoscimento per i Calandra e Calandra, per la musica siciliana, la ricerca etnoantropologica, è un premio che doveva essere ritirato nel corso di una grande manifestazione che invece arriva per posta, mi pare di capire. Sì, intanto saluto tutti i telespettatori, è da molto che noi non siamo in TV e riuscite a capire anche perché. Sì, diciamo un premio inaspettato che comunque, come dire, ci dà un minimo di speranza che ci possa essere un domani, perché capita proprio in un momento di inattività. Ma questo sicuramente, come dire, ci premia per tutto quello che abbiamo fatto in passato. Sì, inaspettato perché comunque abbiamo ricevuto un'email ad aprile ci avevano, come dire, nominati per questa candidatura all'Oscar del Mediterraneo, avvenuta tramite l'Accademia di Sicilia. Ma poi per i vari motivi è stata spostata più volte e finalmente si è deciso comunque di darci questo premio con una semplice foto. Siamo stati all'Accademia di Sicilia a Palermo a ritirare il premio, abbiamo fatto una foto e poi è stato fatto un collegamento streaming con tutti i premiati, con tutti gli accademici di Sicilia, quindi diciamo una forma formale un po' più fredda, ma comunque c'è stata. In questo momento un po' difficile, come dire, per noi è un oggetto, però come dire, ci dà forza e speranza a continuare. Un po' di ossigeno, no? alle vostre capacità. Giuseppe, voi siete insomma con questo premio ancora di più ambasciatori della sicilianità. Ma questo sicuramente ci fa onore, ma ci dà anche un peso sulle spalle in più. Noi cercheremo di continuare quello che è la nostra attività e portare sempre avanti la nostra tradizione, la nostra musica. Questo premio giustamente arriva in un momento buio, si può dire artisticamente parlando, ci dà però la forza di dire continuiamo, perché la vita continua e noi dobbiamo continuare a creare musica ancora e a fare spettacolo, che è il nostro auspicio più grosso, calcare di nuovo i palchi, per cui questo ci dà sicuramente una motivazione in più per continuare. Mi pare che i progetti ci sono sempre, nonostante la pausa dovuta al Covid e anche vicende familiari, ci sono tanti progetti che si sono un po' fermati ma sono già lì, pronti per ripartire. Sì, intanto ci tengo a ribadire che questo premio lo dedichiamo a nostro padre che è scomparso di recente. Sì, abbiamo altri progetti in itinere che sono stati, come dire, ritardati sempre per lo stesso motivo. Credo a fine aprile, primi di maggio usciamo con il videoclip a Mutta, un videoclip western, è una produzione grossissima, molto particolare, quindi ci siamo presi un po' più di tempo per cercare di riuscire a portare a termine quest'altro. Un nuovo videoclip e un nuovo brano in studio di registrazione, quindi quello contiamo di uscirlo pure, magari usciremo con 2 videoclip nella distanza di 15-20 giorni, poi 5 brani in studio di registrazione. Speriamo nella ripartenza, perché quest'anno nel nostro decennale avevamo 10 date all'estero, tutte nazioni diverse, come dire, sarebbe stato veramente un sogno portare la musica ai nostri conterranei in 10 nazionalità diverse, e qua mi rifaccio sempre al fatto che ci hanno detto che la musica siciliana è una musica di nicchia. Sì, è vero, però i siciliani nel mondo sono tantissimi e quindi questo è il nostro punto di forza.